Entro le prossime 24 ore sarà pronto il decreto Ristori-bis per ristorazione, turismo e famiglie. Il governo ha fatto slittare a oggi o al massimo domani il decreto per mantenere l'impegno a dare subito nuovi aiuti economici per quasi 2 miliardi, in coincidenza con le restrizioni scattate con l'ultimo DPCM. Si tratta di un lavoro molto complesso che lascerà molti scontenti e fino all'ultimo sarà limato per soddisfare le imprese con contributi a fondo perduto a tutte le categorie interessati. Saranno previsti, oltre ai sostegni di indennizzo automatico alle attività bloccate causa Covid, maggiori aiuti per le famiglie che si ritroveranno di nuovo i figli studenti a casa, già alle medie. Il governo si è impegnato a trasferire i primi bonifici tra chi aveva fatto domande e ricevuto le somme in estate entro il prossimo 15 novembre, mentre per chi non l'aveva chiesto e non poteva, le imprese oltre 5 milioni di fatturato, ci sarà da attendere qualche settimana in più. Le percentuali potrebbero aumentare per alcune attività ben individuate, soprattutto nelle zone rosse, poi si spera nelle altre zone come la nostra. I settori maggiormente interessati saranno la ristorazione ed il turismo. Bar e ristoranti chiuderanno l'anno complessivamente con perdite per 26 miliardi secondo i calcoli della FIPE, mentre alberghi e strutture ricettive stanno vedendo calare il loro fatturato oltre l'88%. Gli operatori turistici in audizione ieri al Senato hanno lamentato perdite imponenti e chiedono rimborsi da 150.000 euro a 300.000. Modifiche in atto saranno previste per i codici Ateco delle attività per inserire tra i possibili sostegni anche musei, rosticcerie, pizzerie al taglio, bus turistici ed altri ancora. L'intervento economico, nonostante la sua corposità, lascerà comunque tanti scontenti, dagli ambulanti delle fiere alla filiera delle cerimonie fino ai gestori di zoo e bioparchi, parchi e divertimento. Richieste arrivano anche per altre categorie, dai co-co-co ai lavoratori domestici a chi lavora per artigiani e commercianti. Previsti inoltre aiuti alle famiglie per chi si ritroverà i figli a casa con la didattica a distanza. Già il primo decreto ristori ha stanziato 43 milioni per i concedi al 50%, ma il governo punta a rifinanziare la misura insieme al bonus Covid per gli asili nido o la babysitter. La parola d'ordine è fare subito ed in fretta e garantire il primo possibile gli aiuti alle diverse categorie del mondo produttivo del nostro Paese.